selezione di locali del territorio bassanesi che si sono messi a disposizione di Confcommercio per quella che è la programmazione e una programmazione di eventi e la promozione di territorio e dei prodotti tipici della nostra zona. Siamo qui a parlare oggi di asparagi, dell'asparago bianco di Bassano DOP, ricordiamo l'unica DOP in Italia dell'asparago. Per noi comincia un periodo di altissima stagione perché oltre al turismo che frequenta abitualmente la nostra città in questo periodo va ad aggiungersi quello che è il turismo gastronomico che appunto viene a fruire di questa rassegna che è la 44esima, la rassegna dell'asparago bianco. Per noi si è allargato ulteriormente il bacino, nel senso che abbiamo notato negli ultimi mesi proprio un bacino d'utenza della ristorazione nostra allargato alle province limitrofe, forse grazie anche alle infrastrutture nuove che sono state create. E vediamo veramente veronesi piuttosto che bresciani, addirittura anche che si spostano più a sud dell'Emilia, che più frequentemente anche in giornata vengono a fare giro a Bassano, hanno comodità adesso e di questo dobbiamo ringraziare, abbiamo proprio notato numeri alla mano questo lavoro. E noi adesso abbiamo lavorato quest'anno oltre coi ristoranti anche con bar, bistrò, birrerie per fare in modo che possano proporre il prodotto nei loro locali e davvero i piatti che possiamo fare sono un'infinità con l'asparago, perché dai più classici che sono il risotto fino alle uova e asparagi a quelli più moderni e diciamo anche un po' più come dire innovativi. La fantasia dei nostri chef sicuramente non è poca, a volte anche azzardata, ma ci piace così, ecco. La competenza non gli manca sicuramente. Detto questo vi ringrazio nuovamente, volevo presentarvi tutto quanto il gruppo che è formato dall'antica trattoria d'Adoro, ristorante Villa Cassette, ristorante Sant'Eusebio, trattoria L'Alpino, Nuovo Borgo, Melograno, La Rosina, B38, Cannardello, Mozart Bistrò e l'aperitivo che troverete è offerto dall'antico caffè Danieli di Bassano sempre. Vi ringrazio. Grazie ad Andrea perché appunto ha anche fatto capire che arriva un turismo che cerca nell'enogastronomia sicuramente punte di eccellenza. Non più tardi, 10 giorni fa ero in centro a Bassano in un ristorante, che non citiamo per non... e non dico che metà, ma sicuramente un terzo degli avventori parlava straniero e parliamo del mese di marzo che magari appunto non è un mese proprio indicato per il turismo. Questo vuol dire che l'attrattività di un territorio c'è, l'importante è fare anche capire le punte d'eccellenza dal punto di vista enogastronomico quali sono e penso che questa rassegna che da questi giorni fino ai primi giorni e fino a metà di giugno vedrà tutti i ristoratori bassanesi essere grandi promotori appunto di una eccellenza tipica del nostro territorio per riuscire veramente a far capire quanta ricchezza abbiamo e quante potenzialità anche dal punto di vista turistico abbiamo. Quindi complimenti a Confcommercio, ai ristoratori e grazie ancora per questa vostra presenza e ci rivediamo sicuramente il prossimo anno. Grazie ancora. Facciamo una foto.